Era diventato un covo di pregiudicati, teatro di risse e di episodi ad alto tasso alcolemico. Per questo il questore di Treviso Alessandra Simone, su proposta dell'Arma dei Carabinieri, ha disposto per 7 giorni la sospensione della licenza di un esercizio pubblico di Crocetta del Montello, il bar Sintra. Il provvedimento di chiusura, che ha natura cautelare e non sanzionatoria, come recita la nota della stessa questura, si è infatti reso necessario dopo numerosi interventi e controlli. L'episodio più grave, il 30 marzo scorso, quando all'interno del locale scoppiò una rissa tra due fazioni di cittadini extracomunitari, con i militari costretti a frapporsi fisicamente tra i partecipanti per riportare la calma. Tutto attorno tavoli e sedie per aria, svariati bicchieri di vetro frantumati per terra, insomma scene da Far West che nel tempo hanno esasperato anche i residenti. Tra i frequentatori abituali, spiega la questura, soggetti dediti alla commissione di reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di armi e stupefacenti, spesso ubriachi, molesti e alterati. Da qui lo stop per una settimana, mentre si è intensificata l'attività della Polizia di Stato in tutti i locali della Marca trevigiana.